Buongiorno da Sicilia 24, questi i nostri titoli di oggi. La Sicilia devastata dai roghi in 2 giorni, completamente distrutti boschi e riserve naturali. Il Codacons chiede commissariamento dell'isola. Palermo si pensa a un incidente domestico per la morte di una bambina di 11 anni portata dai familiari in ospedale. La piccola malata è paralizzata, potrebbe aver ingerito benzina in casa. Il comune attiva il servizio assistenza per la famiglia. Patrizia Messina Denaro, sorella più piccola del boss, è tornata libera. Per gli investigatori gestiva le comunicazioni segrete tra il clan e il latitante. Potrebbe adesso essere lei l'erede naturale del boss. L'hotel gestito dal nipote di Giovanni Brusca a Palermo, la Commissione Nazionale Antimafia si occuperà della vicenda che ha scatenato polemiche. Sequestrata in Puglia una delle maggiori centrali di produzione clandestina di sigarette su scala europea, riforniva tra le tante la piazza di Palermo. L'ASP di Messina ha inaugurato la prima casa comunità hub d'Italia a Patti, punto cardine della nuova rete sanitaria, garantirà assistenza H24. Calcio, vittoria di misura in amichevole per il Palermo, 1-0 al Bra grazie al gol di Di Francesco, ufficiale l'arrivo del difensore Bani. Serie C in arrivo per il Catania il difensore austriaco Martic, c'è attesa per i calendari di Serie C che verranno resi noti oggi alle 12. Ben trovati in primo piano la Sicilia con una maglia nera per gli incendi. Pensate, 380 in 48 ore che sono serviti a devastare oltre 2500 ettari, distrutto 5 riserve naturali e costretto 70 famiglie a fuggire. Il Codacons chiede il commissariamento dell'isola. Sentiamo Eva Spampinato. Una Sicilia devastata, piegata dal fuoco, dalla rabbia e dalla consapevolezza di non riuscire a fermare la mano dell'uomo che distrugge. In appena 48 ore, oltre 380 incendi hanno ridisegnato la mappa dell'isola. 2500 ettari di boschi e campi agricoli andati in fumo, 5 riserve naturali distrutte, 70 famiglie evacuate. L'ultimo rogo in ordine di tempo sta interessando il bosco di Burgio, nell'Agrigentino, proprio vicino al territorio di Caltabellotta e Cianciana, dove fino a poche ore fa sono state domate altre fiamme. E mentre Canadair e volontari combattono in condizioni estreme, come a Sciacca, dove un aereo, lo vedete, ha dovuto rifornirsi direttamente nel porto a causa del mare agitato, monta la rabbia. La sughereta di Niscemi, Montecofano, la riserva dello Zingaro, nomi che evocano bellezza, oggi devastati da fiamme che non risparmiano nulla. Colpite le province di Trapani, Palermo, Enna e non solo, un'emergenza senza tregua. Il Codacons chiede il commissariamento dell'isola, la regione è impreparata, denuncia, e ogni estate assistiamo allo stesso disastro. Diverse procure intanto aprono inchieste perché dietro le fiamme, spesso, forse nella maggior parte dei casi, c'è una mano dolosa o colposa. La piccola Maria, morta a Palermo, al momento si esclude la pista dell'omicidio. Potrebbe essersi trattato per la piccola di 11 anni di un tragico incidente domestico. La bambina avrebbe bevuto della benzina. Marco Gullà. Al momento è esclusa la pista dell'omicidio. La piccola Maria, di 11 anni, sarebbe morta a causa di una terribile tragedia domestica. Tutto succede nella serata di ieri in una casa di via Tirassegno a Palermo. Maria soffriva di una grave patologia che le impediva di muoversi. All'improvviso si sente male. In casa c'è la madre e i fratellini. Viene immediatamente portata all'ospedale Bucchieri La Ferla, ma la piccola non ce la fa. Arriva al nosocomio in condizioni disperate, con i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul collo. Inizialmente non si esclude nulla, poi però viene sentita la madre e successivamente il compagno, e allora i contorni della tragedia si fanno sempre più chiari. Una delle piste che sarebbero seguite al momento dagli investigatori è infatti quella che la piccola avrebbe trovato in casa una bottiglia contenente benzina, avrebbe bevuto, e da qui la presenza di tracce sui vestiti. Subito dopo la madre sarebbe accorsa per cercare di bloccarla e salvarla, ed ecco quindi i segni sul collo.
Potrebbe essere stato anche uno dei fratellini ad aver fatto bere la sostanza tossica a Maria. La undicenne viveva assieme alla madre, al compagno e appunto ai 4 fratellini. Ed è sul fatale errore di uno di questi ultimi che ci si concentra. Se così fosse, bisognerà valutare eventuali colpe per il mancato controllo sui minorenni. È stata disposta l'autopsia che verrà eseguita al Policlinico. L'esame accerterà le reali cause della morte della piccola. L'appartamento dove viveva Maria è sotto sequestro. Gli agenti di polizia hanno trovato e sequestrato anche una bottiglietta di benzina. La procura dei minori, in attesa che si completino gli accertamenti, ha trasferito gli altri figli della donna in una casa famiglia. Sono stati presi in carico dai servizi sociali del comune che si sono attivati nel cuore della notte. A Messina un uomo di 69 anni, Letterio Verboso, è morto in ospedale dopo essere stato investito da uno scooter lungo la via Consolare Pompea nella zona di Sant'Agata. Ieri sera appunto, trasportato nel pronto soccorso dell'ospedale Papardo, si sono rivelati vani i tentativi di salvarlo. Ha finito di scontare la sua pena e torna a Castelvetrano. Patrizia Messina Denaro, la sorella più piccola del boss, è tornata libera. Per gli investigatori è stata per anni l'alter ego di Matteo, il boss latitante, ed era quella che gestiva le comunicazioni segrete tra il clan e il boss. Potrebbe essere lei l'erede naturale. Laura Spanò. È tornata libera perché ha finito di scontare la sua pena. Patrizia Messina Denaro, la più piccola delle sorelle del boss Matteo Messina Denaro, era finita in carcere a Vigevano il 13 dicembre 2013 nell'ambito dell'operazione antimafia Eden. Patrizia era stata l'alter ego del boss. Le indagini raccontano che nel 2011 era lei a reggere il delicato sistema delle comunicazioni del latitante. Assieme alla sorella Rosalia, finita in carcere dopo la cattura del boss, Patrizia era la depositaria di molte delle identità misteriose che gli investigatori hanno trovato nelle centinaia di pizzine e documenti sequestrati dopo l'arresto del fratello, a cominciare da Parmigiano, W e del Politico. Nei biglietti ritrovati dal Ross nel covo di Campobello di Mazara c'erano anche riferimenti che la riguardavano a partire dalle spese legali e del suo sostentamento in carcere. 2 giorni dopo l'arresto di Patrizia, il boss aveva scritto alla sorella Rosalia, nome in codice Fragolone: essere incriminati di mafiosità, arrivati a questo punto, lo ritengo un onore. Uno dei tanti deliri del padrino. Patrizia aveva una venerazione per suo fratello Matteo. Ora ci si domanda se, tornata libera, possa essere lei l'erede del boss, del quale conosce ogni segreto, e poi c'è un grande patrimonio da gestire. Un hotel confiscato alla mafia adesso in gestione a un nipote di Giovanni Brusca. Scoppia la polemica a Palermo, ma la scelta è stata fatta dal tribunale. La società, che gestisce anche altre strutture, ha tutte le carte in regola. Manlio Viola. La Commissione Nazionale Antimafia si occuperà della vicenda del noto albergo del centro di Palermo confiscato alla mafia e dato in gestione al nipote del boss Giovanni Brusca. Si chiama Hotel Garibaldi e dal 2021 è nelle mani della Cribea SRL di Giorgio Cristiano, appunto nipote di Brusca, l'uomo delle stragi da Rocco Chinnici a Giovanni Falcone, nonché assassino del piccolo Di Matteo, che da giugno però è tornato in libertà. Ad annunciarlo è il vicepresidente della Commissione, Mario Dattis, che ferma restando la fiducia nel percorso di assegnazione chiederà gli atti al Tribunale di Palermo e all'Agenzia dei Beni Confiscati per comprendere come si sia arrivati a questa scelta. Giorgio Cristiano in ogni caso non ha precedenti penali né legami con la mafia dimostrati e la sua società è qualificata per la gestione alberghiera, avendo avviato nel 2020 l'attività di gestione di un bed and breakfast nel cuore della città. Ad assegnarlo alla società, la Cribea appunto, è stato il Tribunale di Palermo col parere favorevole della Procura, della Questura e dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Da quel momento la Cribea ha fatto un salto di qualità e ora gestisce anche un altro albergo, l'Hotel Vecchio Borgo, mentre un altro componente della famiglia Cristiano, Salvatore, cognato di Brusca, gestisce anche l'Hotel Astoria Palace, sequestrato nel 2016 ma poi restituito perché l'accusa non poté dimostrare i rapporti ipotizzati fra il gruppo Hotel Ponte e il costruttore Salvatore Sbeglia. Tutto a norma di legge quindi, ma questo non impedisce la bufera di polemiche e adesso l'approfondimento annunciato dalla Commissione Antimafia. Intanto scoppia anche un'altra polemica nella polemica. L'inchiesta giornalistica non andrebbe attribuita a Fanpage, che avrebbe utilizzato materiale proveniente dal documentario Una brusca faccenda, realizzato dal progetto indipendente Lamia, che ora ne rivendica la paternità.
I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno rinvenuto in un polo logistico situato a Stornara, in provincia di Foggia, un imponente opificio industriale per la fabbricazione di sigarette dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di processi di produzione su larga scala. Oltre 1.300.000 euro il valore dell'impianto, realizzato secondo i più avanzati standard tecnologici e in grado di produrre ogni giorno 2 milioni di sigarette. I finanzieri sono giunti alla individuazione dei siti di fabbricazione, risalendo l'intera filiera di approvvigionamento a partire da alcuni sequestri di sigarette effettuati nei mesi scorsi sul territorio di Palermo. Le sigarette sottoposte a sequestro, se immesse sul mercato, avrebbero comportato un mancato introito per le casse dello Stato e dell'Unione Europea in termini di accise e di IVA evasa pari a 3,2 milioni di euro. Immigrazione clandestina ad Agrigento, fermato uno scafista egiziano accusato di aver effettuato il trasporto di 70 migranti all'interno di una barca in vetroresina. Tonino De Mana. Uno scafista egiziano, ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è stato fermato in un'operazione congiunta coordinata dalla Procura di Agrigento ed effettuata da Polizia e Guardia di Finanza, sezione di Lampedusa. L'extracomunitario è accusato di aver effettuato il trasporto di 70 migranti all'interno di una barca in vetroresina lunga appena 10 metri ed inadatta ad effettuare la traversata. Lo vedete in queste immagini. Le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose dal comportamento del trafficante, il quale, con il viso coperto da passamontagna di colore nero, non ha ottemperato all'ordine di arrestare la navigazione, ma ha aumentato la velocità, continuando la sua rotta verso Lampedusa al fine di impedire le operazioni di soccorso. Si è fermato solo dopo un inseguimento durato una ventina di minuti. Lo scafista egiziano è stato trasferito nel carcere di Agrigento. E veniamo adesso alla vicenda del blocco da parte dei soldati israeliani di una imbarcazione con a bordo gli attivisti che trasportavano aiuti per Gaza, tra loro anche un messinese, Antonio Mazzeo. Sentiamo. C'è anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo tra i fermati a bordo di Andala, l'imbarcazione gestita dal movimento filo-palestinese Freedom Flotilla, diretta a Gaza per portare cibo e medicinali. Nella notte, quando la barca era a circa 50 km dalla costa egiziana, soldati israeliani sono saliti a bordo per prenderne il controllo. L'arrivo dei soldati israeliani è stato testimoniato in diretta sui social media. La trasmissione mostrava attivisti filo-palestinesi seduti sul ponte con le mani alzate. Antonio Mazzeo, sul suo profilo Facebook, ha condiviso un video registrato prima dell'irruzione. Siamo stati intercettati in mare e io sono stato preso dai militari israeliani o militari di un paese complice del genocidio palestinese. Io faccio appello ai miei compagni, amici, parenti, a tutti di fare pressione sul governo italiano affinché venga chiesto il rilascio mio e di tutti sull'Andala il prima possibile. Gli attivisti sono stati identificati e verranno rimpatriati. Si era mosso anche il sindaco di Messina Federico Basile, che ha annunciato la convocazione di una seduta urgente della Giunta per sollecitare l'attivazione della diplomazia internazionale per ottenere l'immediata liberazione del professore Antonio Mazzeo e degli altri attivisti. Per non tacere e disertare il silenzio, l'Arcidiocesi di Catania ha accolto l'invito di Pax Christi, il Movimento Internazionale per la Pace, di far risuonare le campane di tutte le chiese della città. In questo video vi mostriamo quelle della chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Alle 22 i rintocchi si sono fatti sentire con le campane cosiddette a stormo. A questa iniziativa si aggiunge quella di eleggere il domicilio di Gaza. Anche a Modica, nel Ragusano, sono risuonate le campane con rintocchi sempre a partire dalle 22. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 a Catania, pali dell'illuminazione, semafori ricoperti dalle chiome incolte degli alberi. Numerose le segnalazioni che arrivano dalla circonvallazione del viale Fleming. Tonino De Mana.
fanno ombra ed anche troppo, tanto da coprire pali dell'illuminazione e semafori, rendendo pericoloso il passaggio di automobilisti, scooteristi e pedoni. Un esempio lampante arriva dalla circonvallazione di Catania, snodo cruciale della viabilità e spesso teatro di incidenti mortali. Prevenzione questa sconosciuta in un lungo tratto che va da Ognina alle porte di Mister Bianco, con diversi punti critici che necessitano un'attenzione da parte degli organi competenti. Sono tante le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005 e molte sono concentrate proprio sui pericoli che derivano dalle chiome incolte degli alberi. I problemi maggiori riguardano i corpi illuminanti posti al centro della carreggiata, in questo caso manca la plafoniera all'altezza della salita di via Santa Sofia, invisibili anche i pali, qui siamo all'altezza del viale Uso di Mare, ed alcuni impianti semaforici in prossimità dell'imbocco di via Galermo per esempio. E non va meglio sul viale Fleming, dove da diverso tempo molti alberi non vengono potati e i rami avvolgono tutto. Pericoli dall'alto e dal basso, visto che alcuni cespugli invadono persino il marciapiede. Andiamo a Messina, è stata inaugurata la prima casa comunità hub d'Italia. Parliamo dell'ASB di Messina, ma in realtà il fatto è avvenuto in provincia, a Patti. Si tratta di uno dei punti cardini della nuova rete sanitaria. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Francesco Triolo. La prima casa di comunità hub d'Italia realizzata con i fondi del PNRR è a Patti. A realizzarla è stata l'ASP di Messina, seguendo l'evoluzione del modello organizzativo dell'assistenza di prossimità che ottimizza l'offerta sociosanitaria locale. La struttura funge da punto unico di accesso per attività di prevenzione, cura e riabilitazione e si rivolge in particolare alle persone fragili affette da patologie croniche o in condizioni di disagio sociale. Abbiamo voluto aprire una struttura e riempirla di professionisti che potranno garantire e offrire assistenza sanitaria all'utenza che già vediamo numerosa qui presente e che credo che in questi giorni si implementerà. Concepite per integrare prestazioni mediche e servizi di supporto, le case di comunità intendono facilitare la continuità assistenziale sul territorio. Saranno operative H24 e rappresentano uno dei punti centrali della nuova riorganizzazione del sistema sanitario. È un presidio di continuità assistenziale, quindi che stabilirà la possibilità di prendersi in carico il paziente e poi solo ove questo debba manifestare delle condizioni di particolare necessità, naturalmente assegnarlo ad un pronto soccorso, magari ad un pronto soccorso di un ospedale che si trova nello stesso territorio. Adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e in chiusura avremo il calcio. Siamo al calcio, vittoria di misura in amichevole per il Palermo 1-0 al Bra grazie al gol di Di Francesco. Intanto in casa rosanero è ufficiale l'arrivo di Bani. Marco Gullà. Ancora una vittoria in amichevole anche se di misura, con un gol di Di Francesco al 35esimo del primo tempo. Il Palermo si è imposto ieri pomeriggio per 1-0 sul Bra. Ritmi sicuramente più alti considerato anche il calibro dell'avversario che nella prossima stagione giocherà in Serie C. Gambe pesanti e gioco non proprio esaltante, ma il Palermo dopo oltre 15 giorni di ritiro inizia ad accusare la stanchezza. Mi piace lo spirito, la voglia. Poi oggi era una giornata che giocare a calcio era molto difficile anche per le condizioni, però la squadra ci ha dato dentro, non abbiamo preso gol, che comunque è sempre molto importante anche se sono amichevoli estive per allenare la mentalità. Insomma, potevamo fare qualche gol in più per l'occasione che abbiamo avuto, ma abbiamo dato minutaggio a tutti, abbiamo cambiato la squadra dell'altro giorno in toto. Ufficiale Bani, il neodifensore rosanero è già in ritiro, arriva a titolo definitivo acquistato dal Genoa. Secondo me è una squadra molto determinata, votata al sacrificio, che è la cosa che chiedo tutti i giorni a tutti quanti. Bisogna mettersi a lavorare ogni istante, non bisogna pensare che nulla è scontato, non bisogna pensare soltanto a giorno per giorno, a lavorare al campo, basta, nient'altro. Dopodomani altra amichevole che chiuderà il ritiro del Palermo, avversari i francesi dell'Annecy, poi il ritorno in Sicilia. E adesso ci occupiamo della Serie C, occhi puntati naturalmente a mezzogiorno, verranno resi noti i calendari di Serie C, ieri giornata intanto di riposo per il Catania Norcia e in arrivo per i rossazzurri il difensore austriaco Martic. Sergio Colosi.
L'attese per il sorteggio dei calendari di Serie C, ma a tenere banco sono calciomercato e ritiri. Seconda domenica di riposo per il Catania a Norcia, prima dell'inizio della terza e ultima settimana di allenamenti. Imminente l'arrivo in ritiro del difensore austriaco, ma all'occorrenza anche centrocampista, Manuel Martic, 30 anni, che firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo per il secondo. Il club rossazzurro segue la trattativa con la Ternana per i centrocampisti Andrea Vallocchia, 235 partite e 11 gol in carriera, e Salvatore Aloi, 289 presenze e 19 reti, il primo sotto contratto, il secondo in scadenza. Catania alla finestra, ma non si escludono, come per l'attacco, nomi a sorpresa seguiti sotto traccia. Il Trapani ha richiesto di disputare la prima giornata di campionato in trasferta per i lavori allo stadio provinciale. La squadra proseguirà gli allenamenti a Troina sino al 31 luglio e dopo una breve sosta si ritroverà il 4 agosto a Valderice. Anche il Siracusa ha chiesto l'esordio in C lontano dal De Simone. Attese novità di mercato in tutti i reparti. Dopo le cessioni di Sarao e di Grazia, interessamento per l'attaccante ex Latina Mastroianni, mentre il serbo Bocic ha un ingaggio che non rientra nei parametri della società azzurra. Amichevole casalinga il 2 agosto con il Niscemi. Era il nostro ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24. Il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale su questa rete alle 14. Vi ringrazio per averci seguito. Buona giornata.